Siamo allo stand di Lamborghini qui a Milano Autoclassica con Michele Brusa. Ci racconta che cosa avete portato qui quest'anno? Quest'anno abbiamo deciso di portare nello stand Lamborghini 4 vetture che sono secondo me una più bella dell'altra. Beh, insomma, parlando di autoclassiche, la prima è la Miura SV del 1971 che tra l'altro ha vinto anche un premio come vettura sportiva qui alla fiera e naturalmente è una vettura eccezionale, ne sono state fatte veramente pochissime ed è la Miura SV che è diciamo il canto del cigno di Miura, nel senso che SV sta per super veloce, che vuol dire maggiore velocità ovviamente e minore peso, quindi è l'espressione massima di ogni modello 12 cilindri Lamborghini. Diciamo, dall'altra parte abbiamo portato la prima SV che è la Miura, dall'altra parte abbiamo portato anche la ultima SV che è la Aventador LP750. Questa è veramente eccezionale averla qui, è la vettura che è stata presentata a Ginevra. LP750 sta per motore montato longitudinalmente, posteriormente rispetto al telaio, e 750 sono i cavalli che eroga questo motore. È una macchina incredibile, fa da 0 a 100 in 2 secondi,8 e da 0 a 200 km/h in 8,4 secondi. Un altro dato molto interessante, frena, perché se si vuole esagerare, cosa che non auspichiamo, ma da 300 km/h a 0 in 350 metri, che è un tempo veramente incredibile. Averla qui è veramente, secondo noi, un qualcosa di eccezionale e speriamo di aver fatto una cosa gradita a tutti i visitatori. Com'è la sua impressione di quest'anno di Autoclassica Milano rispetto alle altri show? L'impressione che ho avuto qui è di un salone molto elegante, molto visitato e con grande passione da parte di chi ci partecipa, e ho sentito commenti entusiastici anche da parte dei nostri clienti del marchio che sono venuti a trovarci, quindi se devo dare una mia impressione è estremamente positiva.